Ciao a giù, benvenuti in questo nuovo video. Da quanto tempo? Allora in questo video è molto particolare, assai particolare. Perché stesso voi mi avete fatto delle domande su Instagram, no? E io ho detto a gente, vai giù, confessatevi, riuscitemi su vero zia Carolina, non ti preoccupare, cioè, non mi faccio tu problema. E voi mi avete fatto delle domande, volete avere dei consigli da me? E zia Carolina ovviamente sta a capo per te i consigli spazio che volete voi, non ci sono problemi. Il primo consiglio, eccolo qua. Come superare la paura sulle tarantelle. Allora, dico tutto coro, veramente, perché in questo periodo proprio di tarantelle ce ne sono state proprio assai, tu basta che chiunque vuoi pigliare la tarantella, tu ti avvicini, lo guardi nell'occhio. Ah, ma fai tarantelle! È facile le tarantelle, come ne fotte a me? Chiama a padre, da mamma, da sorda, da nonna, da zia, da cugina, da moglie. Chiama a chi vuoi tu? Me ne fotte proprio. Mi piace un ragazzo, è più grande di me e non so come comportarmi. Allora, pensa che tu tieni 15, 16 anni, 17, sei molto più grande di te che stanno 40 anni. Ma ti conviene che la di chi? Ma ti conviene sì o no? Che trovi i pellecci, trova. Un coso vecchio arrazzonuto, come o più grande di te. Si femmine oggi tutte più grandi vanno trovare in dimensioni, vanno trovare questi femmine. Carolina, sono guaglioni di 15 anni. Secondo te, ma già metterà a fare amore o no? 15 anni? A 15 anni può passare ancora con ventenne, può fare ancora i cartoni per Peppa Pig, puoi ancora parlare. Ma quale amore ha fatto a 15 anni? Fammi capire! 15 anni quale amore può fare? Ah, che hai fatto sviluppo? No, no. Sei piccolino, aspetta un altro po', ok? Fatto sull'amichetta. 15 anni a fanniezza, piccolina. A porto vai a casa, a mamma da Luca, con budelli, figli miei. Come devo fare a trovare un fidanzato? Oggigiorno si trovano facilmente fidanzati a zia, proprio facilmente. Subito.it, vende la categoria fidanzati e fidanzate, scrivi un numero guaglione con botruani, non stanno problemi. Subito.it, ti danno pure la usata, stanno pure i guaglioni la usata. Mi piace un ragazzo però è fidanzato. Come faccio a conquistarlo? Che la conquista me la fa capire? Che vuoi conquistare? Che buffa? Se già è fidanzato, perché ti la mettere in mezzo? Se sempre rito tra moglie e marito non mettere il dito. Questo è zuccolamiento, da fuori zuccolamiento. Azzi, è fidanzato, non fa niente, togli mano, levi mano, capite che di chi? Finaccio mi fatti cosa all'età mia, se era fidanzato mi fotteva proprio, capite? Nel senso, lo levavo davanti alla vista degli occhi miei, proprio. Perché non sa da fare, se è fidanzato non si fa. Pensa se io facessero a te, se tu fossi fidanzato e venisse una grande a formana e volesse fare che te chiacco tu innamorato, tu che dici? Non si fa, leva mano, piglia qualcuno che è libero, vai. Dove trovi la forza per non cadere? Ma poi vicino al muro, perché comunque quando sto per cari mi capita spesso di inciampicare, di madonna fa spesi busto pesante, mano, cose, ma poi vicino al muro, sinceramente non sono mai caduto, mai, una volta solo gestivo un muro però. Come devo andare avanti? Semplicissima. Prima la frizione, metti la prima e vai sempre. Poi se vuoi andare indietro, sempre frizione, retromarcia e viare. Cioè che è semplice, è un po' di scuola guida, però si può fare. Carolina mi piacciono compagni e frate, ma la compagna mi dice che non è buona, secondo te? Forse l'ha provata, che ne so, non si può mai sapere a zia, perché comunque le compagne così fanno. Cioè nel senso che o se vuoi essere con questo cristiano, Patrizia non è buono, non pensare perché io vuoi essere, perché io sti compagni qua fanno fare i guai, fanno fare i capitano, poi tu metti un chilo su video. Quindi o ti sta dicendo no, non è buono, leva male, perché poi se vuoi essere, fai sta gnaccata. O perché veramente non è buono, magari sta tutto arrazzonuto e arrabbiato, capito? Domani c'ho un appuntamento, un appunto, il primo in tutta la mia vita, che mi devo mettere? Azzi con tutto il coro, il tuo primo appuntamento,
Non sai che ti devi mettere? Metti tuo pigiama e vattene! Stiamo a sentire a me, non so buono nessuno, non so buono nessuno. Sta niente da fare. Mia cognata non mi vuole far abbracciare mio fratello. E ci prova con il mio fidanzato, che già fa. Che fa? No, zuccolo, a così siaris, ma che tu fa? Che me frate non lo posso abbracciare, lo fa pure la parte della gelosia, poi fai a zoccolo, poi... Che poi una murata mi può pigliare la conferenza, ti piglia, mi fai uscire parole, non posso uscire parole, stanno i bambini, ma non... Mi fa incazzare, acchiappala da parte quando state da sole, da persone civili, da persone educate e rispettose. Vi sedete a tavola, tu metti faccia e faccia con lei, poi semplice. Io sputo un bacio perché è una grande zocca, non si fa. Mi piace una ragazza ma non so come dirglielo. Scusate Gesù, ma che ci faccio? Cioè, che ci vuoi? Ti piace la voglio? Ma vicino a essa. Tu mi piaci, saranno due colori. Non ricordo la canzone, però più o meno così fa. Già che se tu mi piaci, già è una cosa, capito? No? Poi dedicagli una canzone, puoi fare un messaggio, una letterina, non la uso più, però ce la fai per Instagram, capito? Però in un modo o nell'altro, si può fare. Mi piace un ragazzo, ma lui piaceva alla mia migliore amica. Cosa faccio? Si fatte però tra migliori amiche, proprio esagerate, però. Cioè, ma dichi tra tanta gente, proprio chi ti piace a te? Però va a morire, ma come si fa? Cioè, non lo so, vedi fa cosa. Piglia nato, scusa, ma perché sta solo chi sta? Udane roro, udane stu sommiello che te ne sotto, fammi capire, tanta guaglio, ma va chi? Ho 16 anni e voglio scopare. Come devo fare? 16 anni voglio scopare chi? 16 anni! Io a 16 anni mi faccio che bambulella, facciamo con Barbie e con Ken. Barbie se ne a Ken, ti amo. Ken dice no, tengo che faccio, sì, va a ballare. No, non a ballare, va a ballare. No. Io facciamo che bambulella quando ero piccoli. Io facciamo che bambulella. Qui già pensate a scopare, a scopare! Sta lì che te ne sotto a scopare. Sono venuto così freddo, è venuto. La ex del mio fidanzato ogni volta che ci incrociamo mi fa degli sguardi minacciosi, cosa devo fare? Allora, questa è una situazione un poco. Questi fatti qua mi stanno proprio a cuore perché io, diciamo, l'ex del mio fidanzato comunque pure io diciamo che c'ha una strana capata a mucca, non lo nego, però allora, se quello ti guarda troppo assai tu ovviamente devi provvedere, magari puoi comprare il mio corso. Ho fatto un corso proprio per strascini professionisti, quindi automaticamente può fare un strascino che essa manca se ne accorge, capito? Se trova un terra morto non sa manca come compra il mio corso a soli 100 euro, un strascino fenomenale. La mia ragazza mi ha lasciato perché non voleva che lavoravo. Pataterna mia. Stiamo chi pezza a culo canto di euro. Come tu fatica che non tu fa fatica. Come voleva solo in su. Ya per piacere, ya però ma fa. No, mi fido di sentirti fatti. La prossima domanda è meglio. Mi ha lasciata con il mio ragazzo. No, mi ha lasciata il mio ragazzo, ok. Però ora mi cerca ancora, che faccio? Allora, non c'è che da fare, passano pochi pensieri, perché comunque, cioè, mi vuoi o non mi vuoi? Tu sai come funziona un fatto fiorellino, mamma non mamma, poi alla fine è mamma e non mamma, cioè, capi? Chi sta a rendere un poco conto su suo amico, che può fare? Che può fare? Pigli una decisione, che ma l'assa e pigli, ma che è un giocattolino, non mi fatto qua, ma che è la bambulella, ma che mi fa? Carolina, come posso far chiudere la bocca al mio compagno di classe che mi dà fastidio? Semplicemente, come esperienza proprio personale, lo fai chiudere direttamente subito la bocca. Tu stai stato tanto poco, chi la comincia a parlare, comincia a fare così. Professoressa! La devo baciare, siamo fidanzati da un mese. Un mese! Che ci va, sarà una attacchi! Posso lamentare che i guaglioni fanno i corna, stiamo un mese, sta chi sta aspettando?
aspettando, scusa, state insieme, siete fidanzati. E i fidanzatini fanno... si sbasucchiano i fidanzati, è normale. Che stai aspettando, Se stai aspettando te? Un mese. Una volta era così, tanto tempo fa. Io fanno anni di conoscenza, poi mi dico, guarda, non voglio perché tanto tempo fa, i tempi miei, vecchia. Carolì, il ragazzo che mi piace non mi contatta, che faccio? Contattalo tu, scusa, ma morire, ma chi che cazzo ne sa che tu sei un buco X, fammi capire. Azzi. Contatto tu a Instagram, ma che resti fammi ti paura di contattare voi? Contattata. Avevo contattata fa. Mi piace quel ragazzo, ma non mi contatta. Ah, che buono, scusa, a te ti piace, non so se ti piace a te ti piace, caggitte, capito? No, caggitte. E che era l'importante? È il compleanno della mia fidanzata. Cosa devo regalargli? Confida nei tuoi consigli. Sta ammazzando a mezzi. La donna proprio cresciuta. Allora, per il compleanno puoi fare una cosa bellissima. Allora, prima di tutto puoi fare così. Una bella colazione a letto la mattina. Per a fa 20-30 euro più o meno. A spiego, non sti salutando una volta all'anno. Cazzo in agri. Una volta all'anno una bella colazione a letto con un bel bigliettino. E se poi una rosa. Sta €2, tazzu, €2, una rosa. Una rosa rossa. C'è la metà coppa. Una cattura sì, se non faccio. Ma a mezz'anno via non è cosa. Dopo fatto comunque questa cosa qua così con la colazione a letto. Lei non te l'aspetta. Tu prenoti una cosa rindaspa. A spa, sai che è a spa, un centro benessere, una serata, un massaggio, fanno mangiare frutta, fanno bere una cosa buona, la sauna e poi facete a vasca idromassaggio tutti e due insieme, con il costume sempre, senza fare i zuzzi. Però è una cosa bella, è un regalo molto originale, che comunque non è che ti ha preso sempre la con pupazzo, con l'aniello, con la collana, con il profumo, che non è che spazio, ma se ne fottano i femmine, i sti cose, portateci in da spa, in dove centro benessere, diciamo a rilassare poco, sta mettendo nervoso, sta... Quanti consigli che vi ho dato amici, quanti consigli, io spero veramente che vi sono stati utili perché i consigli di zia Carolina che comunque tiene una quarantina d'anni, penso che comunque sono stati utili a voi che siete piccoli mocciosetti, piccolini, per qualsiasi cosa vostra zia è qui e se volete che mi fa a tu video così, a tu video comunque che vi do dei consigli, lasciate una migliaia, una vrangata, una svrangata di mi piace, capito? No, proprio... E ovviamente seguitemi su Instagram, Carmine Migliaccio Official. Se mi seguite, si dà spazio in tutta la gente.